Se perdessi te. No. Gliela facciamo. Sei venuta solo con lei? No, con mia cugina, che è a Sofia. Che è quella tra fianco congelata a Franco davanti. Col telefono a Franco. Sì. No Maria, io ovviamente la accontentiamo senza nessun tipo di problema. Grazie. La cantiamo dopo però, perché Ok. è un fuori programma che facciamo giusto solamente per lei. Va bene, grazie. Grazie. Maria è venuta a casa oggi spontaneamente, ma un'altra cosa che salta all'occhio quando sente altro ci sta chi viene apposta per sentire e chi viene per accompagnare. Tu vedi queste coppie dove la maggior parte lei e invece non mi voglio sbagliare, ma uno ti vuole un applauso. se la possiamo cercare come però C'è stata una retta, capito? tu come dice la verità? Vedi? Come ti chiami? Alessandro. Oh, ma adesso sta reina sta morendo. Tu sei venuta ad accompagnare? E però Mia sorella. però per un motivo. Tua sorella? Sì. E sei venuta ad accompagnare perché tu tieni la macchina evidentemente. Esatto. Come si chiama tua sorella? Ilaria. Ilaria. Tiene un microfono, non Luca fare. Perché era questa la scena. Ilaria cantava tutte canzoni. Ti giuro. Perso sbagliani là. Ma che ne fate le pavate sto coglione? Ma chi sia così? Non avete sti una qualcosa di telefono. Però c'avevo il telefono in blu. È gratificante, voglio. Posso solo ringraziarti, chiederti di accomodarti. Però devo dire, se ci sono persone che vengono ai concerti è grazie anche agli autisti di famiglia. Questo è per dire che avevo teatro è bello perché Steve Sacci è fuori dopo stasera. Vabbè, chiuso la parentesi del voler fare quattro chiacchiere con voi, la prossima canzone è un po' impegnativa e sono molto serio mentre lo dico perché è stata cantata da una delle più belle voci e non a caso è impegnativa, una delle più belle voci mai esistite in Italia, esattamente, a tu. Se consideri che questa voce insomma non c'è più fra di noi